napoletanissima scuderia Bivans. Chiusura delle ali, diversi concorrenti a lottare per il comando. Poi a metà della prima curva assume l'iniziativa Pure Font nei confronti di Potter B. 200 in 15,5. A largo per la S parata dallo stesso Potter B. Adesso Potter B e per la S alle prese, completano un primo quarto in 31. Si fa vedere per linee esterne, Principessa LP. Completamento dei primi 600 metri, percorsi in 46,5. Adesso rifiata per la S con ai fianchi Principessa, che si trascina a Paloma d'Ete. Lungo la corda Potter B. 800 metri in 1,2,5. Si prepara in terza pariglia anche Patriot Gar. Per la S e Principessa arrivano di conserva al chilometro, percorso in 19 scarsi. Allunga sulla retta delle scuderie per la S, cerca di scrollarsi di dosso Principessa, che però è insidiosa. Poi Potter B e Paloma d'Ete. Sta passando Principessa, 3/4 di miglia in 1,34, lo scatto dalle retrovie di Patriot Gar che cerca l'inseguimento a Principessa LP, si muove anche Potter B. Retta d'arrivo, prova la fuga la Varen, è inseguita da Potter B e da più a largo Patriot Gar, e Patriot Gar viene meglio di tutti, va su Principessa, ma il palo è vicino. Principessa alla prima in Campania, il training di Antonio Improda, la guida di GP Maisto e i colori del signor Luca Piccolo. Principessa LP, Patriot Gar, Potter B, probabile ed ufficioso arrivo. 3,39 € la quota del vincente per la figlia di Varen e Zolde LP. Media probabile di 1,17,2.